Ho scritto Cola scagliava la calia agli inizi degli anni '80 del secolo scorso, sarà stato l'82 o l'83. Non immaginavo che a distanza di 30 anni mi sarei trovato a cantarla dentro l'aula magna di una facoltà universitaria e che un docente addirittura trovasse motivo per parlarne a lungo. In realtà non lo immaginavo nemmeno fino a qualche settimana fa, ma la realtà ha superato l'immaginazione, almeno la mia. E questo video lo dimostra. Cola scagliava la calia nell'aula magna della facoltà di lettere dell'Università di Palermo. Prolusione del professore Roberto Sottini. Buon ascolto. Se è possibile, ancora più spassosa e complessa sul piano della tessitura linguistico-testuale, è la canzone praticamente per me quasi impronunciabile, Cola scagliava la calia. Strutturalmente questo brano è composto, come vedete nel testo, da una serie di distici seguiti da un verso ritornello. Allora, i distici come sono sistemati? Sono basati sull'allitterazione e sono variamente rimati, rima baciata, rima interna, rima finta, oppure presentano esempi di omonimia e consonanza. Ogni verso si apre con un ipocoristico di persona, della quale, in una sorta di scioglilingua, viene descritta un'azione costitutiva o della sua attività quotidiana oppure del suo mestiere, mediante parole caratterizzate da foni presenti nel nome. Cioè, Cola a L, e allora tutta la storia è costruita prevalentemente su K e L. Masi A, M ed S, e tutta la storia è costruita su questi due fonemi. Per esempio, vedete, nel primo distico c'è l'allitterazione dei fonemi occlusivi e dentali nel primo verso e della fricativa labio-dentale sorda nel secondo, fini, filidi, fina, filava. Peraltro nel secondo verso alle labio-dentali fanno da pandan fonemi esclusivamente alveolari come L del nome Cola. Ora, qui dobbiamo notare la costruzione di una rima mediante un procedimento vagamente assimilabile a quello che Antonelli chiama effetto finta, una fattispecie molto tipica di rima interna che gioca sulla prevedibilità delle rime canzonettistiche sottraendosi, tramite l'anticipazione, allo scontato esito di una rima annunciata. Però nel caso della canzone di giunta si tratterebbe di una anticipazione rovesciata. Perché? L'effetto finta prevede la rima interna non nel primo, ma nel secondo verso. Vi ricordate Gloria di Umberto Tozzi? Acqua nel deserto, lascio aperto il cuore. Quindi la rima, come dire, avviene prima. Invece nel caso della canzone di giunta, l'anticipazione è rovesciata. Perché? Perché l'elemento anticipato si trova nel primo verso. Cola scagliava la calia, fine finibbe fina filava. Ok? Quindi scagliava rima con filava, però non è in punta di verso, ma è prima, quindi è un po' la rima anticipata, però al contrario. Il secondo distico invece è in rima baciata, che misi misi, sfrutta l'omonimia di misi come mise e misi come mesi, mentre l'allitterazione della sibilante sembra concorrere a dare il senso di untuosi, che è il modo in cui si traduce in italiano si usi, no? Masi si misi cammisi se use si riesce. Ok? Quindi la terza strofa, oltre che sulla consueta allitterazione di fonemi tutti dentali e alveolari, come quelli del nome Tanu, gioca sull'omonimia di tunni, che nel primo verso ha valore di tonni, e nel secondo il significato di sferici, cilindrici, e gioca pure sulla consonanza delle coppie tunni-tanno e tinni-tunni, sempre consonanza nel quarto distico, con le coppie scocci-scaccio e fraschi-frischi, e rima interna nell'ultimo distico con chiacchi-pacchi e allitterazione delle occlusive velarie e palatali delle consonanti bilabiali, queste ultime in rapporto alle consonanti del nome Peppi, le altre invece in relazione al difetto di pronuncia del personaggio che è Checco, cioè balbuziente. Peppi che chicca picchiacchi, che quello che è, va bene.
Quindi questa canzone, nella sua complessità fonetica, che il maestro è pronto per farcela sentire già, risulta interessante per l'effetto comico creato, non soltanto ovviamente per ciò che racconta, ma per come lo racconta. Ed è proprio questo come che induce l'autore a recuperare un lessico sostanzialmente arcaico, anche laddove esso presenta valori connotativi, come nel caso della metonimia pansiciliana Lanni, che significa recipienti cilindrici di latta, con un nome di cosa basato sul materiale di cui è composto. Maestro. Io non lo sapevo che era così, comunque. Comunque una canzone la possiamo fare tutti veramente, perché è facile, ma anche perché la musica è facile, le parole ve le dico io, c'è una cosa, comincia così, guardate. Con la scagliava la caglia, finifilinda, fino a pelata. Con la scagliava la caglia, finifilinda, fino a pelata. E con la scagliava la caglia, finifilinda, fino a pelata. Con la scagliava la caglia, finifilinda, fino a pelata. Ma c'è il ritornello. E tutte quante po' si misero a ballare. E tutte quante po' si misero a ballare. Ci siamo? Se avete problemi con il ritornello non vi preoccupate, quello ritorna, per questo si chiama ritornello, se no si chiamava andantetta, invece non c'è problema. Una volta che avete capito la musica tutta qua non ce n'è più. A questo punto ancora scadeva la cara fino alla brava, aggiungiamo, ma se mise cammisse, se vusse, le 16 mise. Ma se mise cammisse, se vusse, le 16 mise insieme, dai, con la scaliamo la cara, fino a finava, ma se mise cammisse, se vusse, le 16 mise, e tutte quante po' se misero a ballare, e tutte quante po' se misero a ballare. Vedo che ci siamo, no? Adesso noi l'unica cosa che dobbiamo fare, ogni cosa che io dico, ne aggiungiamo una e le facciamo sempre tutte insieme. Adesso ancora scaliamo la cara, fino a finava, ma se mise cammisse, se vusse, aggiungiamo tanno le tonnere, tanno le tenne tutte, intalare le tonnere, tanno le tonnere, tanno le tenne tutte, intalare le tonnere, dice picchi tonne, picchi quel tonno come le quattro. Quindi adesso ci avete giusto il tonno. Allora insieme dai, con la scaliamo la caglia, fino a pelava, ma se si cammisse, se vuole, se dice mise, tanno le tonnere, tanno le tenne tutte, intalare le tonne, e tutte quante po', però se misero a ballare, e tutte quante po', però se misero a ballare. Ci siamo? Avete notato che nel ritornello abbiamo aggiunto propero? Ci avete fatto caso? Adesso se voi prendete il suo propero, anche il suo propero, diciamo, no? E lo fate, non vi potete perdere. Il tuo propero vi garantisce proprio che voi andate a metronomo, presi il propero, avete un propero, le parole ve le dico io, la musica è facile. Allora, a quello scadeva la casa, fino a parlava mazza, se mesi cammisse, se mesi tanno, le tenne tutte, le donne, aggiungiamo, ciccio con scoccio di scaccia, ad asca le frasche, le fischi ciaschi, ciccio con scoccio di scaccia, ad asca le frasche, le fischi ciaschi, insieme, dai! E quello scadeva la casa, finita, brava, ma se mesi cammisse, se vusse, 16 mesi, tanno le tenne donne, ciccio con scoccio di scaccia, ad asca le frasche, le fischi ciaschi, e tutte quante po', proprio si misero a ballare, e tutte quante po', proprio si misero a ballare. Il propero vi dà problemi, lo leviamo il propero, non è obbligatorio farlo, non è come se su un ergo si faccia un propero tre punto io, non l'ha scritto nessuno, leviamo il propero se per voi è un intralcio, e visto che la cosa l'avete capito almeno come funziona, no? Che cosa dobbiamo fare? A cosa scalava la casa, fino a pelava massa, se mese cammisse, se mise tanno, le tenne tutte insalate le tunne, ciccio con scoccio di scarpe, la scarpata di ciaschi, aggiungiamo. Perché che coppiacchi di un miliardo di perché che coppiacchi di un miliardo di insieme dai! E cosa scalava la casa, fino a pelava, ma se si cammisse, se mesi, quando le donne ridanno, le tenne donne, andavano le donne, ciccio con scoccio di scarpe, la scarpata di ciaschi, perché che coppiacchi di un miliardo di e tutte quante con paravero e tutte quante con paravero e metterà ballano da re da shut up! Salutiamo il maestro Giù.